Questa sera presenteremo questa raccolta di poesie di Luciana Raggi dal titolo Oltre misura, edito da Progetto Cultura. Frutto di questa sua capacità creativa ed espressività in poesia è maturata in un percorso che io ho considerato davvero interessante dal punto di vista dello stile e anche per come ha suddiviso il libro, perché il libro è suddiviso in tre sezioni: una parte i forse, una parte le illusioni e una parte incontri. Oltre misura. Perché oltre misura? Perché oltre misura c'è un eccesso, un'eccedenza di che cosa? Un'eccedenza che può essere la corsa al potere, l'egoismo, tutto quello che purtroppo sono le brutture del mondo, dell'esistenza. Ecco, io vorrei intanto leggere questa poesia che diciamo è molto significativa per capire un po' tutta l'opera. Eccedenza di ego-emozione, corsa al potere, a velocità di rotazione incontrollata, assordante rumore, iperstimolazione retinica per rimozione urgente, eccessiva retorica, malate esibizioni di idee contraffatte, conflitti d'attribuzione, di interesse, di interpretazione, nessun ascolto, nessun aiuto, nessuno apre porte chiuse oltre misura. Ecco, se andiamo ad analizzare la scelta, perché è molto accurata e molto precisa, l'eccedenza di ego-emozione, questo accostamento, no? Che è quasi una scheggia, sono come delle raffiche questi versi che ci affida Luciana. Sono delle raffiche, infatti hanno un ritmo che vanno ad arricchire e ad impreziosire il linguaggio, assordante rumore, iperstimolazione. Sono tutti termini comunque molto particolari, non sono certo di un linguaggio alla portata quotidiana, insomma non è che ognuno nel linguaggio parlato utilizza questi termini, si vede che c'è una ricercatezza e un'abilità, insomma, nella sua intuizione creativa. Sì, in questa poesia che ha letto Michela c'è un discorso di tipo anche sociale, però anche l'oltremisura è anche, diciamo, è un titolo che appartiene anche al discorso della poesia in generale. Nella poesia la parola deve poter dare un messaggio al di là della potenzialità, diciamo fra virgolette, che è propria nella vita normale. E la poesia, rileggendola, deve sapere aprire a interpretazioni varie e diverse, ha un significato, la parola ha un significato polisemantico che va oltre il significato al quale è relegata nella vita quotidiana. Infatti hai scelto comunque come citazione un poeta molto molto particolare. Poi sì, il fatto di dare quasi un avvertimento, bisogna stare allerta, no? Con la poesia, non si può leggere con disattenzione, bisogna avere comunque la mente predisposta, no? A trovare quel momento adatto per captare poi il giusto equilibrio.